capo qua. Riprendiamo la diretta, buongiorno, allora siamo ancora alle dune, siamo ancora tra l'altro con tutto il gotà della politica di Portoviro e il sindaco e il consigliere? No, presidente associazione apicoltori del Delta del Po. Oh caspita, qua siamo... 2 righe e mezza. Però qua... È socio delle dune. Bravo. Però senza nulla togliere al sindaco, perché il sindaco è il sindaco. Qua abbiamo Dismo. Abbiamo Dismo, l'abbiamo celebrato prima con l'assessore Tessarina, abbiamo detto se c'è qualcuno che merita un applauso è Dismo. Grazie. Dismo dopo i 50 euro me li dai dopo comunque. Perché questo ti stimola a sviluppare tutte queste belle cose. Cioè oggi ci troviamo in un ambiente naturale, quali sono le dune fossili, con una biodiversità presente che è al top. Ecco, e su questi criteri abbiamo proprio organizzato la festa del tartufo, oppure la fiera del tartufo, perché se noi facciamo una camminata troviamo quell'immagine di fiera, di festa che oggi siamo riusciti a creare grazie a questo evento e soprattutto con il sostegno dell'amministrazione comunale, della Regione Veneto, con l'ente parco, con le ditte che guardiamo sono esposte, siamo riusciti a organizzare questa bella giornata. Ecco, detto questo, hai tirato via la parola al Presidente. Dismo, Volentieri lasciamo la parola a Dismo, ma lo merita su tutti i fronti, perché Dismo è sempre presente, prima ha accennato, chi è in silenzio vuol dire che sta lavorando. Parole sacrosante perché questo territorio ha voglia di emergere, ha eccellenze che oggi abbiamo visto, prima abbiamo fatto una camminata, ci sono 50-60 stand che rappresentano quello che è l'eccellenza del territorio, l'abbiamo detto prima e non smetteremo mai di dirlo. Oggi è un'occasione come tante altre create e costruite in questo ambiente naturale che sono testimonianza di quello che è la nostra gente, di quello che sta producendo la nostra gente e di quello che questo territorio può fare, le potenzialità che dobbiamo mettere sul tavolo quando si tratta di prodotti enogastronomici, ma soprattutto quello che è un taglio di un turismo sostenibile che oggi più che mai deve e senz'altro prendere a piede. Ecco, tra gli altri è arrivato anche Geremia Gennari che è stato sindaco ma anche stato presidente di questa associazione e quindi e naturalmente adesso è in diretta questo anche ti ho vai a tagliare questo. Non taglio assolutamente niente perché il bello della diretta è questo. Naturalmente adesso chiudiamo questa diretta dopo che abbiamo fatto una carrellata con i vari prodotti, poi dopo dobbiamo andare a mangiare il salame che ce l'ha. Quindi sindaco, l'avete voluto fortemente, giustamente in questa location straordinaria, perché poi Dismo non lo vuol dire, però qua c'è il miglior tartufo del mondo e qua si può trovare il tartufo. Lo dico. Vabbè. Abbiamo il bianchetto, abbiamo il Ecco, però prima parlavamo, aspetti, chiedo solo al sindaco una cosa al volo, parlavamo prima che c'è un leggero deficit su quanto riguarda il marketing. Voi come comune e soprattutto come cittadini di Portoviro, cosa vorreste fare per aumentare la conoscenza di questi prodotti eccellenti? È il riso, è il bianchetto e dall'altra parte c'è il miele. C'è la possibilità secondo lei di fare qualcosa in più per farlo conoscere? Sì, non solo c'è la possibilità ma c'è il dovere di farlo conoscere e per fare questo bisogna fare rete. Oggi i comuni da soli fanno più fatica e quindi è giusto lavorare in squadra, in sinergia con le altre istituzioni che oggi sono presenti e quindi ci dimostrano la loro vicinanza, come ad esempio il Parco del Delta del Po, le associazioni del territorio, la Regione Veneto. Quindi tutti insieme dobbiamo fare squadra affinché i nostri prodotti d'eccellenza, che veramente nulla hanno a che invidiare rispetto ad altri prodotti, possano essere conosciuti non solo nel nostro territorio ma anche fuori da questo. Ecco, questo ce la leghiamo al dito, quindi giustamente l'aveva accennato anche il Presidente e anche l'assessore. A questo punto Io ieri ho ricevuto una telefonata dal comune di Alba che ci ha detto quando è che voi in primavera fate il vostro evento per il tartufo, perché noi dobbiamo accodarci, altrimenti la gente si sposta tutta lì. Se lo tagli ti
taglio. Allora, per celebrare il tartufo, per celebrare tutti questi prodotti enogastronomici importanti, andiamo a mangiare il salame. Tutti insieme a mangiare il salame. Allora, questo salame qua si chiama il porco del parco del Delta del Po. Che non poteva chiamarsi diversamente. Che non poteva chiamarsi diversamente. Chi mangia la prima fetta? Sino qua. Chi si sacrifica per primo? Dai. Sindaco, per non sfattare che il sindaco deve mangiare sempre. Te puoi tagliarla dopo quello che le cazzate che ho detto prima. Guarda che sono in diretta. Sì, ma va bene, ma le puoi tagliare se vuoi. Vabbè, non si può, la diretta non si può tagliare. Assolutamente. Stanno arrivando altri consiglieri, altri assessori. Allora, se c'è da mangiare la fetta di salame, mi sacrifico. Dai. Cominci tu? Dai, Comincio io. Prego, prima. Allora qua siamo sul Delta del Po, pane di Popos, salame di Ariano, siamo alle dune di Portoviro. Questa è la cartina del Delta del Po. dove siamo? Dove siamo con questo salame e questo pane? Ad Ariano Polesio. Vieni che vediamo dove Questa siamo posizione. geograficamente parlando. Qui siamo con il pane Sì. e con il salame siamo qua. No, qua siamo col salame, qua Sì. siamo con il pane e adesso siamo qua. Ecco, tanto per dire, questo qua è il Delta. Celeberrimo Delta, tanto decantato. E Queste qua sono le aziende che hanno partecipato a vedi questa il marketing, vedi il marketing. e sono tutte eccellenze del parco, per cui dobbiamo ringraziare molto anche questo signore che quando era... Buongiorno assessore! Buongiorno! Si mangia qui, Allora, finalmente mangiamo e complimenti. Allora, vi aspettiamo fino all'imbrunire, c'è questa l'apertura della festa del tartufo dedicata a Dime Manzoli. E nello sfondo c'è il presidente, ex presidente, che sta mangiando. impegnato per una salame. Dai, due parole per dirmi. No, dico una cosa soltanto. Fra tutte le edizioni della festa del tartufo, credo che quella di oggi sia quella più, come dire, più genuina, perché è fatta proprio più azzeccata, sì, per gli altri, insomma, Nella giusta location. nella giusta location, e quindi complimenti all'amministrazione comunale, naturalmente, a Dismo che è un po' il simbolo di tutto ciò, compresa la sua storia personale che ha fatto in questo luogo della Pineta, e viva i salami di Tomiati, anche se di Ariano sono un po' in periferia, però insomma ecco. Lo prendiamo lo stesso. Grazie a Geremia Gennari, già presidente del parco. L'assessore Girardello non è ancora. L'assessore Girardello non l'ho intervistato, però sta mangiando. Quindi no. Bene. Ottimo tutto, ottimo salame, ottimo location, tutto bellissimo. Bene, buon appetito. L'unico che non ha mangiato sono io. Quindi... Io mangiarlo sera. Sai che non posso mangiarlo? Perché ti devo morire?